benvenuti al Palazzetto Azzurri d'Italia per la settima giornata del campionato di Serie B1 femminile Girone B. La partita di oggi è una partita di quelle da non perdere se siete appassionati di volley e di volley in Friuli Venezia Giulia. Infatti la prima della classe, la sorella Ramonda Montecchio, è venuta a far visita all'Itas Citafiera Martignacco. Squadra neopromossa, o per meglio dire che affronta per la prima volta il campionato di B1, visto che ha acquisito quest'anno i diritti della serie dal Rovigo. E squadra che si trova attualmente prima in classifica con un ruolino di marcia davvero impressionante. Pensate, ha vinto tutte le partite per 3 punti, perdendo un solo set, tra l'altro nella prima di campionato contro la CDA Talmassons. E quindi non c'è nulla da perdere per le ragazze di Marco Gazzotti, che devono assolutamente prendere punti per rientrare nelle zone nobili della classifica. E quest'oggi davvero non hanno nulla da perdere. Diamo un'occhiata allora al sestetto che i due allenatori hanno messo in campo. Per le sorelle Ramonda direi che non ci sono novità, con Brutti e Fiocco al centro, Povere Lucchetti all'ala, in cabina di regia Beatrice Giroldi e l'opposta Greta Marcolina, il libero, un ottimo libero, Ilenia Pericati. Poi daremo anche un'occhiata alle provenienze di queste giocatrici, perché quelli che magari seguono la categoria con più attenzione avranno notato che molte di queste ragazze vengono da quello che è stato il Cerea dell'anno scorso. E veniamo alla squadra di casa, le nostre beniamine dell'Itas Citafiera Martignacco, con un gradito ritorno dal primo minuto della partita del capitano Giulia Gogna al centro. Ci fa davvero piacere, vedremo se potrà dare una svolta a un campionato che sta andando avanti un po' a singhiozzo per Martignacco, con 2 vittorie casalinghe e fuori casa una sola vittoria al tie break contro le Ali Padova. Bisogna dire che su 6 partite giocate solamente 2 sono state in casa, e quindi una partenza complicata per Martignacco, che è una squadra forte sì, ma largamente rinnovata. Ma entriamo in cronaca di questo primo set, con Martignacco avanti 4-2. Poi ci sarà tempo di parlare un po' delle singole giocatrici e del resto del campionato, visto che quasi tutte le partite si giocano in contemporanea, praticamente in contemporanea a questa. 4-3 intanto, con il punto di Martina Povolo e l'ace di Mariana Fiocco, che riporta il set in parità. Ancora Fiocco al servizio. Punti di forza della squadra ospite sono sicuramente una ricezione davvero interessante e una battuta insidiosa, come potete vedere. Gabbiadini subito bersagliata, e non è una novità in casa Martignacco. Ancora Fiocco, sempre su Gabbiadini, che riceve bene. Pastorello, gran fast di Pastorello, 5 pari. E se le premesse sono queste, assisteremo davvero a una partita interessante anche da un punto di vista tecnico. Proprio Pastorello al servizio. Salto flot per lei normalmente è proprio così. Non mette particolarmente difficoltà Pericati. Pallonetto di Marcolina. Pulcina capisce tutto, ma c'è il muro sul suo contrattacco. Anzi, viene fischiata la doppia.
sulla copertura probabilmente. 5-6. Proprio Marcolina l'opposta ad andare al servizio. Martignacco che da parte sua può sicuramente proporre una grande presenza fisica in prima linea, specialmente quando il palleggiatore Giroldi, Beatrice Giroldi, classe 95, palleggiatore esuberante, ottima distributrice di gioco, ma sicuramente non particolarmente alta. Quindi vediamo se le ragazze di Marco Gazzotti riusciranno a far valere questa supremazia fisica proprio in prima linea. 6-7 intanto con l'errore al servizio di Montecchio. Vallicelli dietro linea 9 metri, silenzio che spesso cala durante il servizio nel palazzetto di Martignacco. Brutti, vola Gabbiadini, bella difesa la sua, e poi Pulcina, muro su di lei. Primo time out tecnico di questo primo set con l'Itas Citafiera Martignacco sotto per 6-8, ma totalmente in partita. Allora, riprendiamo un po' il discorso che avevamo lasciato per entrare in cronaca, visto gli scambi che stavamo vedendo, e vi do la formazione completa dell'Itas Citafiera Martignacco, con Vallicelli in cabina di regia, opposta a Valentina Facco, all'ala Jessica Pulcina, l'abbiamo vista in azione poco fa con Angela Gabbiadini, e al centro Gogna e Pastorello. Penso che attualmente sia la migliore formazione a disposizione di Marco Gazzotti, che comunque ha delle pedine interessanti anche in panchina. Abbiamo visto tra l'altro Federica Russo scaldarsi, lei che nella scorsa partita in casa era ferma per un problema alla caviglia, e quindi oltre a lei come attaccante di palla alta c'è anche Elena Colonnello, tra le più esperte, perché sappiamo che ci sono anche delle giovanissime. Primo tempo di Gogna, bravissima Cecilia Vallicelli a servire il capitano, palla staccata imprendibile davvero anche per una esperta come Fabiana Brutti. 7-8. Vediamo se il capitano si farà valere anche a muro, e sappiamo essere una delle sue specialità. Giroldi in bagger molto alto per Lucchetti, palla che viene proprio toccata dal muro. Lucchetti senza forzare, Vallicelli per Gabbiadini verso la linea di fondo campo. Marcolina c'è, proprio Marcolina da seconda linea ad un braccio. Diane, palla alzata in bagger, Facco con il pugno restituisce la palla a Montecchio, e poi il muro proprio del capitano porta il punteggio sull'8 pari. Per il momento è il miglior Martignacco che abbiamo visto in casa nel primo set. 8 pari e Jessica Pulcina, giovane atleta proveniente dal Vivil, va al servizio, lo sbaglia, non si abbassa la traiettoria della sua battuta, ma Gazzotti facendo nessun problema, è andata fuori di poco. Bisogna rischiare un po' con queste ragazze, perché come vi dicevo la ricezione è uno dei punti forti di Montecchio. Bertolini ce l'aveva confermato e l'avevamo visto proprio in occasione della partita contro la CDA Talmassons. Gabbiadini trova il tocco del muro e davvero c'è un mismatch fisico in alcuni casi tra le schiacciatrici di Martignacco e le muratrici, se così si può dire, di Montecchio. Dovrebbe davvero approfittarne la squadra friulana. Gogna in difesa, deve correre Vallicelli. Gabbiadini con una palla molto staccata manda direttamente out. Ha fatto comunque bene a rischiare Gabbiadini con una palla così difficile. È andata fuori non di poco. 9-10.
folta delegazione di Montecchio, tra l'altro venuta qui al palazzetto per tifare le proprie ragazze. Non voglio davvero immaginare che cosa sia a casa loro. Immagino che sia un campo davvero difficile. Oggi molto presente anche la tifoseria di Martignaco, che si fa sentire dal primo minuto. Facco al salto, palla che finisce fuori anche qui, non di molto. Ancora non sono riuscite le ragazze di Gazzotti a sfruttare il fattore campo al servizio. 10-11. Lucchetti nell'angolo per Gabbiadini, che riceve bene da seconda linea. Facco, muro out di Fiocco. Mi scuso già per la voce, visto che l'influenza ha colpito anche la vostra speaker. Intanto Giroldi smarca alla grande Povolo, che mette giù indisturbata in diagonale. 11-12. Fiocco. Intanto anche le ragazze della panchina di Montecchio seguono i cori dei tifosi, come forse potrete vedere. Fast per Pastorello, gran pallonetto di Pastorello. Vicentina anche lei. E nelle ultime partite grande protagonista e grande indicatore del gioco di Martignaco, perché quando è stata servita Martignaco ha sempre dilagato. Qualche difficoltà per Lucchetti, Pericati in bagger per Marcolina senza forzare, mette a sinistra di Facco che si butta ma non tiene. 12-13. Marcolina opposta, dotata di grande manualità, non sempre potentissima ma assai spesso efficace. Vallicelli, palla molto attaccata a rete per Pulcina, che non riesce a salvare, a recuperare la situazione. 12-14 a lungo per Montecchio. Sempre Marcolina. Vediamo chi andrà a cercare. Va a cercare Diana. Palla un po' staccata ma perfettamente giocabile da Vallicelli per Pulcina, che vola altissima. Vallicelli. Punteggio errato intanto del tabellone, che ci segnala un 11-14 ma dovrebbe essere un 12-13. Vallicelli, Giroldi con il pugno. È pronta Gabbiadini. Facco, diagonale, Lucchetti è piazzata. Marcolina, Dian c'è, gran difesa. Palla alta per Pulcina che passa in diagonale, Povolo. Seconda linea ancora per Marcolina. Vallicelli, la palla ritorna nel campo di Montecchio, che con Povolo che chiude in diagonale. Grande esultanza da parte di Bertolini. Bello scambio. 13-15. Per ora questa partita si candida a essere la più divertente tra quelle viste finora. Gran difese da entrambe le parti, begli attacchi. Facco non ancora così incisiva come nelle altre occasioni, e in compenso incisive le centrali. Questo ci fa piacere. Povolo forza la battuta, la manda out. 14-15. Pulcina. Vediamo se cercherà sempre l'ultimo metro di campo. Gran battuta, Bruti, Dian, Pulcina ci arriva, ma la palla schizza via sugli spalti.
E guardate cosa ha fatto Giroldi, anche su questa palla ha servito il suo centrale in fast, che comunque ci ha creduto. È una squadra davvero dura da affrontare, Montecchio, soprattutto per questa prontezza mentale, oltre che per le ottime individualità, evidentemente. Martignanco che c'è, è in partita, ha sbagliato qualche servizio di troppo forse, senza mettere spesso in difficoltà Montecchio, ma sta giocando bene con le centrali. Le ali anche si stanno comportando bene, anche perché, come vi dicevo, devono davvero sfruttare questa supremazia fisica, questa fisicità che contraddistingue quest'anno la squadra di Marco Gazzotti. È partita che nel primo set è arrivata al 14-16 e siamo al secondo time out tecnico. Al servizio il capitano della squadra, Brutti. Un attimo di pausa perché non si trovava il pallone. Ora è tutto pronto per la ripresa del gioco. Brutti direttamente out, Pulcina segue con attenzione il pallone. Mai fidarsi, perché queste palle possono davvero scendere repentinamente. Brava Pulcina, che sta affrontando davvero alla grande la sua prima stagione in B1 dopo un paio in B2 col Villa Vicentina. Pallonetto di fiocco, Gogna non arriva su questa palla. Un grande classico del centrale con battuta del centrale dall'altra parte, quindi si suppone meno agile nell'abbassarsi a prendere il pallonetto. Pulcina deve arrangiarsi in qualche modo Valicelli, Facco senza forzare, Pericati, Giroldi, serve Lucchetti, Murone di Pastorello. 16-17. Muro che sta già lavorando bene, quello di Martignacco, e potrebbe essere davvero l'arma in più per Gogna e compagne. Povolo perfetta in testa a Giroldi, Marcolina, palla che rimbalza proprio sul muro, alta per Gabbiadini contro il muro di Lucchetti, praticamente di contenimento. Ancora Marcolina e ancora Muro, Povolo, poi con un pugno Gabbiadini ma non è decisiva, ancora Marcolina, pallonetto, tutti capiscono tutto ma la palla non viene molto bene, può attaccare Pulcina ma debolmente. Lucchetti meno debolmente ma bloccata a sua volta dal muro. Da seconda linea ancora Pulcina contro il muro a 1 di fiocco. Che scambio, rifiatano le ragazze di Martignacco in mezzo al campo. Azione davvero intensa, 17 pari, mettetevi comodi perché questa è una partita da seguire dal primo all'ultimo punto. Valentina Facco, forza la battuta, Povolo, ci arriva Giroldi anche su queste, anche Fiocco riesce a salvare la situazione, ma è free ball per Martignacco, perfettamente sfruttata con una fast messa nell'angolino da Pastorello. 18-17 time out chiamato da Marcello Bertolini, con proprio quando Martignacco trova il sorpasso, si trova davanti per la prima volta nel set, se non sbaglio, anzi, o comunque si trova davanti in un momento davvero cruciale del set. Partite della giornata del girone B che si giocano praticamente tutte in contemporanea, solo una si è giocata ieri, ci interessa da vicino perché quella della CDA Talmassons, che seguiamo a settimane alterne.
visto che Talman Sons e Martignaco non giocano mai contemporaneamente, CDA che non è andata oltre il 3-1 sul campo del Saint-Donat. Saint-Donat che in casa si conferma squadra davvero difficile da battere. Facco al rientro dal timeout manda direttamente a rete. 18 pari. Lucchetti. Tanto si alza il tono del tifo. Fast per Pastorello. Nessuno può arrivare a queste altezze. Vallicelli fino a questo momento sta servendo ottimamente le sue centrali. E questa fast con Povolo messa proprio di fronte al centrale vicentino. E una Brutti che deve andare a chiudere, ma non riesce a chiudere tutte le traiettorie. Molto molto interessante. Marcolina, tocco del muro. Vallicelli apre per Pulcina, in diagonale c'è Povolo. Ancora Marcolina, tocco del muro che stavolta manda il pallone out. Gran colpo di Marcolina. E intanto abbiamo notato nel campo di Martignaco l'avvicinamento per ricezione e difesa che abbiamo già visto durante il derby contro l'Atomat. Dian per la difesa, Mignano. Dian, scusate, per la ricezione, Mignano per la difesa. È entrata intanto per Montecchio la numero 8, Azzini per il servizio. E ancora Pastorello in fast, sembra davvero incontenibile. 20-19. Al posto di Pastorello entra Eva Di Bert. Non è il suo esordio perché l'abbiamo già vista entrare proprio per il servizio nella partita contro l'Atomat. E aveva fatto anche un ace con un po' di fortuna, ma il suo primo tocco di palla era stato un ace. Lei che è una palleggiatrice, quindi verrà probabilmente utilizzata solo per questo fondamentale. 20-19. Tutto pronto per la ripresa del gioco con Eva Di Bert che trova un buon servizio su Povolo. Povolo molto staccata da rete. Pulcina, proprio lei servita da Vallicelli. La palla si insacca. 21-19. E di nuovo time out chiamato da Bertolini, con Martignaco che è avanti di 2 punti e sta giocando davvero in un modo convincente. Come ho già detto, sta facendo davvero valere lo strapotere fisico, perché se andiamo un po' a vedere le altezze in campo, certo ce ne sono anche sul lato di Montecchio, ma Martignaco può offrire una fisicità davvero davvero molto molto interessante e fino a questo momento la sta sfruttando. 21-19, ancora Eva Di Bert al servizio, anche lei una ex Villavicentina, ex San Giorgio. Ora errore al servizio per lei, la palla si impenna, non scende. 21-20. Marcolina. Salto flot per lei. Decisamente a rete questa battuta. Non credo che Bertolini sia particolarmente contento della cosa. Non è un gran momento per sbagliare così il servizio. Vallicelli. Anche per lei salto flot su Lucchetti, facile per Giroldi. Povolo, Facco, muro a 1.
mette le sue manone Valentina Facco e non ce n'è per nessuno. 23-20 e doppio cambio per Bertolini, che manda in campo due giovanissime, Cristina Tacchella e Clara Canton. Tacchella classe 97, Clara Canton classe 98. Le abbiamo già viste entrare nella prima di campionato e si sono comportate piuttosto bene. Si gioca questa carta Bertolini anche per alzare un po' la prima linea, visto che Giroldi viene veramente bersagliata. Primo attacco per Canton in diagonale. Pulcina ci mette una mano, la neoentrata Tacchella, ma è free ball per Martignacco. Ancora Pulcina, è tutto aperta quella diagonale. Pulcina non ci pensa su due volte. 24-20. Combrutti che si lascia un po' scappare questa palla, sente che il set forse è difficilmente recuperabile. Vallicelli ancora al servizio. Non credo che rischierà, perché il muro sta facendo davvero la differenza fino a questo punto. Vallicelli distinto con le mani alte. Facco in diagonale, attenzione che la palla è stata recuperata da Povolo con il piede, ma piedi a terra Facco. Incredibile questa azione. E poi Povolo, attenzione, c'è la copertura di Tacchella. Incredibile questa azione che viene chiusa dal capitano Giulia Gogna. Il primo set se lo aggiudica l'Itas Cittadella Martignacco con il punteggio di 25-20. Tutto pronto per il secondo set tra sorelle Ramonda Montecchio e Itas Cittadella Martignacco. Primo set vinto con sicurezza dalle ragazze di Gazzotti per 25-20 in quella che è stata tra le migliori partite che io abbia visto nel girone. Intanto il primo arbitro ha qualcosa da dire al capitano attualmente in campo Pastorello. Il primo arbitro Vincenzo Sorrentino da Salerno, coadiuvato da Pietro Feo da Avellino. Possiamo ricominciare con il gioco, nessuna variazione nella formazione delle due squadre. Facco al servizio, mette in condizione Pastorello di mettere a segno il rigore, ma la palla non va giù. Lucchetti, mani out, che però viene recuperato da Facco. Ancora la palla sul lato di Montecchio, che mette giù il primo punto con un delizioso pallonetto di Mariana Fiocco. E quindi per le sorelle Ramonda Montecchio abbiamo sempre Giroldi al palleggio, opposta a Marcolina, all'ala Lucchetti e Povolo, al centro Brutti e Fiocco, e libero è sempre Ilenia Pericati. Per Martignacco ricordiamo la formazione: Cecilia Vallicelli al palleggio, opposto Valentina Facco, all'ala Gabbiadini e Pulcina, al centro Gogna e Pastorello. Grandi protagoniste, specialmente Pastorello, durante il primo set. 1-2 intanto con Lucchetti che si fa rivedere in attacco. Lucchetti che avevamo visto davvero onnipresente nella partita contro la CDA, meno sfruttata oggi da Giroldi. Povolo, palla in diagonale, non c'è tocco, ma il primo arbitro non è d'accordo, c'è il tocco, ci si chiede di chi. È davvero quello che è piazzato meglio in questa situazione. 1-3. Secondo me di Vallicelli poteva esserci il tocco, impercettibile, ma poteva esserci. Gabbiadini, buona la sua ricezione, palla alta per Pulcina. Lucchetti
Difesa a terra, Povolo in diagonale, Diana, altra bella difesa. Palla ancora per Pulcina, che riesce a giocare con le mani del muro. Due a 3. E altro scambio davvero davvero divertente. Pastorello sente le indicazioni del coach Gazzotti. Salto flotto per lei nel silenzio del palazzetto Azzurri d'Italia. Facile per Pericati. Primo tempo di fiocco direttamente out, non c'è tocco, 3 pari. E avere davanti Giulia Gogna un po' di paura lo fa. Angola troppo fiocco, la palla finish out. 3 pari in questo secondo set. Primo set, lo ricordo, l'ha vinto Martignacco per 25 a 20. Errore al servizio di Pastorello. Rientra per la ricezione Debian. Ottima prestazione per lei fino a questo momento, utilizzata in alternanza a Mignano durante il corso del primo set. Ancora indicazioni per Gazzotti, che deve rimanere nella sua zona di competenza. Primo tempo di Gogna, autocopertura. Pulcina, Brutti riesce a recuperare questa palla. Povolo, Murata, attenzione perché Lucchetti che palla va a prendere, signori. Che bello scambio, ancora Muro, ancora possibilità per Martignacco, palla spinta per Pulcina senza Muro, la palla va giù. Ma cosa ha fatto Lucchetti? Ovvero complimenti a questa giocatrice, una ex Cerea, che ha seguito l'allenatore Bertolini, che appunto l'anno scorso era proprio allenatore della squadra veronese, che quest'anno, per così dire, ha cambiato volto. Il DS di Montecchio è proprio quello di Cera dell'anno scorso, e Lucchetti, Brutti e Pericati facevano proprio parte della squadra dell'Istituto Cerea Verona, che in questo momento si trova nella zona rossa della classifica. 5 pari, intanto con l'errore al servizio di Marcolina. Pulcina forza il servizio su Pericati, palla staccata, Giroldi, serve una fast difficilissima. In qualche modo si salva Martignacco di seconda intenzione. Giroldi, la palla va giù, anche se Diane era riuscita a tenerla viva. 5 a 6. Davvero Montecchio si sta inventando qualunque cosa per variare il suo gioco e tenere sul pallone. Sul gioco pulito invece in questo momento ha la meglio Martignacco. Facco, palla direttamente out, non c'è tocco. 5-7. Per riuscire a giocare alla pari però bisogna rimanere lì nel punteggio, non andare in sequenza. Dian buona la sua ricezione, Gabbiadini senza forzare e manda fuori i giri tutti. Muro e difesa di Povolo, che già si trovava con le ginocchia a terra. 6-7. il capitano Giulia Gogna al servizio, anche per lei salto flot su Povolo, difficoltà per lei, non si intendono Giroldi e Lucchetti, è free ball per Martignacco. Io la sfrutterei con Pastorello, invece decide di servire Facco con Muro non piazzato, passa e mette giù. 7 pari.
Ancora Gogna. Ancora salto flotta a cercare Lucchetti. La palla tocca il soffitto. E si va così al primo time out tecnico con Martignacco in vantaggio per 8-7. Ora la squadra di Gazzotti sta facendo davvero tutto bene. Muro ordinato, battuta efficace e attacco convincente. Bisogna continuare così fino alla fine. Montecchio, se vuole passare oggi, deve davvero inventarsi qualcosa di nuovo. Infatti vediamo Bertolini che confabula con la sua alzatrice Beatrice Giroldi, alla quale la personalità di certo non manca, come abbiamo visto. Per Martignacco stanno giocando molto bene questa sera, direi Cecilia Valicelli, che ha servito bene sia al centro che all'ala, con palle vicine a rete che quest'oggi danno parecchie soddisfazioni alle attaccanti Pulcina e Gabbiadini. E anche un'ottima Debbie Dian, che ha dato sicurezza in seconda linea. 8-7 di nuovo Gogna su Lucchetti. Fast di Brutti, molto avanzata Facco in questo caso, con Brutti che difficilmente avrebbe tirato in quella zona. 8 pari. Comunque ottimo colpo nel capitano di Montecchio. Brutti su Pulcina, palla perfetta, primo tempo di Pastorello, Povolo praticamente al pugno, si tuffa Giroldi, deve alzare per Martignacco, Diane in bagger, Facco, c'è il tocco del muro, ma può attaccare Marcolina. Mette giù la palla proprio davanti a Pulcina. 8-9. Martignacco chiede la formazione. Qualche dubbio per le ragazze bianco-azzurre. Fabiana Brutti al servizio. Buon servizio di Brutti, palla spinta per Gabbiadini. E c'è, attenzione, c'è l'invasione probabilmente fischiata a fiocco. 9 pari. Bertolini chiede spiegazioni al secondo arbitro Pietro Feo, ma tutto molto molto tranquillo. 9 pari e palla a Valentina Facco, che forzerà la mancina. Pastorello decide di rigiocare e poi Gabbiadini sfonda il muro di Montecchio. È la posizione più critica per Montecchio, con Giroldi in prima linea accostata a muro a fiocco, e quel muro così diverso può dar modo alle attaccanti di palla alta di colpire. Giroldi si lancia anche su questo. Lucchetti di nuovo, cosa va a prendere? Fast di Pastorello, muro out. Ma di nuovo Lucchetti aveva fatto una cosa al di là del possibile, correndo anche qualche rischio, perché gli spalti erano davvero davvero vicini. 11-9, cambio per Montecchio, che mette in campo Gloria Levorin, la numero 6, ragazza più esperta del 92. Ancora Facco, forza, è pronta Giroldi. Lucchetti su palla altissima, trova il muro piazzato di Pastorello. Proprio Gazzotti ad andare a recuperare questo pallone, sente che è il momento buono della sua squadra, avanti di 3 punti in questo momento del secondo set. Bertolini a colloquio con le sue ragazze.
Gazzotti, come sempre in camicia e cravatta, un po' inusuale sui campi di B1 femminile, ma lo sappiamo, viene dalla A2 e secondo me c'è anche un aspetto scaramantico della cosa. Diversi anni per lui a Trento, negli ultimi 2 anni ha conquistato i playoff, nell'ultimo anno con la Delta Informatica ha anche conquistato la finale dei playoff di A2, quindi bel curriculum per questo allenatore. Marcolina murata, anzi la palla non supera la rete. 13-9. Momento un po' di sbandamento ora per Montecchio, perché si rende conto che davvero bisogna fare gli straordinari per passare oggi a Martignacco. 13-9. Davvero, vedendo giocare così le ragazze di Gazzotti in questo momento, certi risultati raccolti sui campi esterni sembrano inspiegabili, ma per ora ci godiamo questo buon momento di Martignacco. Primo tempo della neoentrata Levorin, che mette davvero la palla nell'angolino, imprendibile per la difesa friulana. 13-10. E gran servizio di Giroldi, che risponde così, dimostrando, se ce ne fosse bisogno, la sua personalità. 13-11. Accorcia ancora la ricezione di Martignacco. Sempre Pulcina, in qualche modo recupera la palla a Vallicelli. Pastorello, la palla a Carambola, fuori dal campo di Montecchio in un amen. 13-12 e time out chiesto da Gazzotti. Punti fortuiti che nascono da una scarsa precisione in ricezione e anche dalla non capacità di reagire a questa imprecisione, perché effettivamente magari in qualche modo la palla si può tenere. Tempo del time out che si esaurisce. 13-12 in questo secondo set. Giroldi ancora al servizio e indicazioni di Gazzotti per la sua palleggiatrice. Ancora Giroldi, dietro Pulcina, palla veramente in testa a Vallicelli, fast di Pastorello, c'è la difesa ancora dell'onnipresente Giroldi, pallonetto telefonatissimo di Montecchio. Gabbiadini verso il centro, ma c'è l'invasione probabilmente di Levorin. 14-12, invasione che toglie un po' le castagne dal fuoco a Martignacco, che riacquisisce il servizio con Angela Gabbiadini. Palla corta su Levorin che riceve in palleggio, palla che carambola addosso a Vallicelli, doppio tocco per lei. 14-13. Attenzione al servizio di Lucchetti. Dian Pulcina e Gabbiadini in ricezione. Pulcina molto colpita ma sta rispondendo bene, proprio lei d'attacco contro muro 1, non ce n'è. Levorin rimane immobile nella sua zona 3. 15-13. Se arrivano palle pulite a Vallicelli, ora l'attacco di Martignacco può sprigionare tutta la sua potenza.
Pastorello, palla su Lucchetti, deve alzare in bugger Levorin. Facco vola su questa palla spinta ancora per Polcina, di nuovo la sua diagonale stretta a mani alte, esulta Marco Gazzotti. 16-13. E time out, anzi time out tecnico, il secondo di questo secondo set, con Martignaco avanti 1-0 nel conto dei set, punteggio di 16-13 per la squadra di casa. Si fanno sentire i tifosi friulani e ci voleva un'iniezione, un po' di fiducia, anche di allegria nel palazzetto di Martignaco, e penso che anche le ragazze possano percepire il clima che c'è oggi in palazzetto. Si riprende a giocare ancora con il servizio di Pastorello. Ancora salto float per lei, a cercare Povolo, palla ancora spostata per Giroldi che sta facendo un grande lavoro. Povolo, palla toccata dal muro, spinta per Pulcina, non riesce a sfruttare tutta la sua altezza, in questo caso Pulcina, il muro è piazzato, la palla ritorna nel campo di Martignaco. 16-14. La nuova entrata, Levorin al servizio, manda direttamente out. Seguono fino in fondo Gabbiadini e Facco. La palla finisce out, non di molto. 17-14. Sta forzando parecchio Montecchio al servizio. Non può permettersi di far attaccare le centrali di Martignaco. Vallicelli su Lucchetti, oggi in difficoltà in ricezione. Ma altra maglia di Giroldi che però non riesce completamente. Facco, diagonale stretta, palla che è dentro. Bertolini sportivamente indica il campo azzurro nel palazzetto azzurri d'Italia. 18-14. Molto concentrate le ragazze friulane quest'oggi. Ancora Vallicelli, sempre a cercare Lucchetti, questa volta la palla è perfetta per Giroldi. Primo tempo del capitano Fabiana Brutti. Primo tempo dietro. Ben giocato, molto rapido ad anticipare il movimento di Gogna. 18-15. Marcolina facile su Diana. Primo tempo di Gogna, Marcolina in difesa c'è, primo tempo anche di Brutti, palla che rimane lì, Pulcina lo manda nel campo di Montecchio e poi il money out di Povolo che sfrutta con esperienza l'improvvido salto in anticipo di Jessica Pulcina. 18-16, set assolutamente aperto. Ancora Marcolina, Diana, palla un po' staccata, palla alta per Pulcina, muro, autocopertura, Gogna per Facco, difesa di Marcolina, palla verso il centro davanti a Facco, molto lucida Povolo in questa parte dell'incontro. 18-17, Montecchio non molla assolutamente e time out chiamato questa volta da Marco Gazzotti. Diamo un'occhiata, intanto approfittiamo di questo time out per dare un'occhiata alle altre partite in programma oggi, con l'Ospitaletto che gioca in casa contro l'Arena Volley Verona, la Bruno Premi Bassano contro un'altra delle regionali, Libertas Trieste,
l'Isuzu Verona caccia disperata di punti contro l'Ata Trento. E poi in contemporanea l'Atomat contro Monticelli, la seconda della classe. Partita molto difficile per le ragazze di Cutini, anche loro alla ricerca di punti per smuovere la classifica. Chiude la giornata il match tra Leali Padova e la Duna Padova. Derby sentito in quel di Padova. Al servizio Marcolina su Diana, palla staccata Facco, palla altissima per Pulcina che trova il punto. 19-17. Adesso il braccio non deve tremare, entriamo nella fase calda, caldissima del match, anzi del set, visto che siamo solo al secondo. Pulcina, buon servizio il suo su Lucchetti, si lotta a muro, ma Gogna perde contro Giroldi e succede spesso così perché i palleggiatori vincono contro i centraloni perché spingono dopo e quindi vincono i contrasti a muro. 19-18 e doppio cambio per Bertolini, che rimanda in campo Tacchella e Canton ex Bassano. Controlla il tutto il secondo arbitro Ufeo. Si può riprendere con il servizio di Povolo. Attenzione al suo servizio, palla molto insidiosa per Gabbiadini, recupera Cecilia Valicelli, palla alta per Lucchetti, diagonale, è out. 20-18 e deve rischiare tanto Montecchio se vuole passare. Il colpo di Lucchetti finisce out, non di molto, e anche in questo caso graziate in qualche modo le ragazze di Gazzotti, che hanno il merito, specie con Valicelli, di tenere vivi tutti i palloni. E c'è il fallo di seconda linea per Montecchio, giustamente segnalato da Feo. E il contro doppio cambio di Bertolini. 21-18. Un'occhiata al tavolo e Bertolini è arrivato al quinto cambio, quindi dovrebbe andare dritti fino in fondo per quanto riguarda i cambi, ovviamente. Fast per Brutti, Gogna ci arriva, Pastorello per la seconda linea di Pulcina, difesa da Povolo. Marcolina a tutta forza a destra del muro di Pastorello. Ballicelli non è ben piazzata. 21-19. Brutti, attenzione anche al suo servizio che ha Talmassons aveva mietuto davvero vittime. Facco contro il muro a uno di Lucchetti. 22-19. Passa di mancino Facco dalla zona che le è più congeniale, zona 2. È quella che le compete, essendo un opposto. Battuta spin per lei, forzare su Povolo che la tiene bene. Fast di Giroldi, in qualche modo Vallicelli sulla palla che era stata spizzata dalla rete. Vola Gabbiadini su questa palla. Facco da seconda linea, ancora Povolo in difesa. Marcolina senza forzare, Pulcina si lotta a rete tra Pastorello e Brutti, di seconda in tensione Giroldi, ma la palla non va giù ora con l'attacco da Cobra di Angela Gabbiadini. 23-19.
a lungo che potrebbe essere decisivo per Martignacco, ma come avete visto Montecchio non molla mai. E quindi time out chiamato dall'allenatore vicentino per interrompere un po' la serie al servizio di Martignacco, anche dare qualche indicazione tecnica alle sue ragazze. Martignacco che davvero fino in fondo. (23-19), fasi finali del secondo set, si riprende con il servizio della mancina Valentina Facco. Silenzio che cala nel palazzetto. Ancora Povolo, palla in mano a Giroldi, Lucchetti, palla che rimbalza sulla testa di Pastorello. 23-20. Giroldi, e ora attenzione perché la rotazione più positiva per Montecchio, specie a muro. Palla spinta per Gabbiadini senza muro, Povolo ci arriva, ci prova anche Giroldi, ma la palla rimane nel campo a destra dei vostri teleschermi. 24-20 e 4 set ball per la squadra friulana. E attenzione al cambio, c'è l'esordio in B1 di Erika Presello dalle giovanili in campo per la difesa, evidentemente. Giroldi, palla decisamente doppia, invasione anche di Lucchetti, si continua a giocare, Marcolina la mette giù e non c'è possibilità per Erika Presello di giocare la palla. Rientra subito ovviamente in campo Valentina Facco. 24-21. E al servizio Lucchetti. Palla su Dian, perfetta, in testa Vallicelli, Pulcina a tutta forza in lungolinea sulle mani di Giroldi. E Martignacco conquista anche il secondo set con il punteggio di 25-21. Itas Citafiera Martignacco avanti per 2-0 nel conto dei set sulla capolista sorelle Ramonda Montecchio, e a un passo dal conquistare la vittoria, ma come avete visto Montecchio non molla mai e quindi bisogna stare assolutamente concentrati fino all'ultima palla. Gabbiadini intanto per il primo attacco di questo terzo set. Marcolina, gran colpo, parallela interna, troppo spazio lasciato dal muro. Brava Marcolina a infilarcisi. Primo punto per la squadra ospite. Possiamo anche darvi delle notizie dal campo del Benedetti, perché l'Atomat sta perdendo 0-2 contro il Monticelli Brescia, ma la partita è molto molto combattuta, quindi vedremo cosa succederà sul campo udinese. Gabbiadini, tocco del muro, poi Pastorello di rapina, attende che il pallone sia sul suo lato del campo. Uno a 2. Tanto per Montecchio vediamo che è rimasta in campo il numero 6, Gloria Levorin, un po' la buona prova del set precedente, ma ora
trova Pastorello a dire no al suo primo tempo. 2 pari. E ancora Facco al servizio. La sua spin mette in difficoltà Povolo, ma Lucchetti può attaccare giocando con il filo della rete. Ancora Gabbiadini, tocco del muro. In qualche modo si salva Montecchio con un'altra magia di Giroldi, che distinto difende anche questo secondo tocco di Vallicelli. Stessa Vallicelli a servire Pulcina, gran bordata la sua, ma Pericati può alzare ancora per Lucchetti. Difesa sempre di Pulcina, Gabbiadini contro muro a 1, ma Pericati fa buona guardia. Altro muro di Martignacco, copertura acrobatica di Pericati. Muro anche su Marcolina, la palla ancora danza sul filo della rete, azione lunghissima. Marcolina ancora in diagonale, praticamente in faccia prende Gabbiadini questa palla. Possibilità per Lucchetti, tocco del muro, la palla rimane sul lato di Martignacco. Possibilità ancora per Gabbiadini. Ragazze, veramente all'ultimo respiro. Muro su Pastorello, ma non c'è muro. La fast di Pastorello non ha superato la linea. Entrambe le squadre sulle ginocchia per il fiatone e applausi a scena aperta da parte di tutto il pubblico. Che scambio! Marcolina, attualmente capitano in campo, chiede giustamente una formazione tanto per rifiatare. Gogna e compagne non ne hanno nulla da obiettare. Davvero applausi per tutte le atlete in campo. Serve un supplemento, la formazione la chiede anche Pastorello. E siamo solo sul 2-3 del terzo set. Non voglio pensare cosa succederà, se si arriverà oltre questo set. Tifosi di Martignacco ovviamente non se lo augurano. Lucchetti, palla che tocca la rete, c'è Pastorello. Vallicelli alto per Gabbiadini, tocco. La palla è anche in campo. 3 pari. Gabbiadini al servizio. Lunga su Lucchetti. Giroldi, serve Marcolina che insacca, ma non fa gol. Trova solamente il punto tra il muro di Martignacco e la rete. 3-4. Marcolina grande protagonista oggi, sta veramente giocando molto bene, anche in difesa dove ci si aspetterebbe di meno da parte di un opposto. Ancora è lei a lasciare partire questo pallonetto, ma Dian capisce le sue intenzioni. E poi Gabbiadini, bel colpo questo, a lavorare con il polso, con la mano, e indirizzare quella palla alle spalle di Giroldi. 4 pari. Pastorello si prepara per il suo assalto flot su Lucchetti, ancora palla in testa a Giroldi e Brutti con questa veloce dietro che è particolarmente congeniale. Mette giù quattro, 5. Ancora Marcolina su Dian. Pulcina, mani out di Giroldi. 5 pari. Vallicelli.
Palla lunga su Povolo, fast per Brutti, ma la palla tocca la rete, tocca l'asta prima del muro. Buon per Martignacco che rimette la testa fuori, 6-5. Dopo le azioni lunghissime dell'inizio di questo set, gioco un po' più spezzettato e un po' di fatica che si fa sentire, specialmente sul lato Montecchio. Giroldi riesce a recuperare anche questa, poi Pericati ad una mano. Palla alta per Pulcina, praticamente senza muro. Pulcina mette giù e c'è comunque l'invasione a rete. 7-5. Bertolini ha qualcosa da dire a Povolo, mentre Gazzotti era in mezzo al campo a parlare con Gabbiadini. 7-5. Ancora Vallicelli, prosegue nel suo turno in battuta, sempre su Lucchetti. Palla alta per Povolo contro muro 1 di Facco, ma è rigiocabile sempre per Povolo che cerca di sorprendere Vallicelli. Gogna in bagger per Pulcina che chiede il tocco, non c'è. Questo tocco per il primo arbitro sorrentino. 7-6. Povolo, palla che si deposita l'MLM sulla rete. E primo time out tecnico del terzo set sul punteggio di 8-6 per l'Itas Citafera Martignacco, che sta fornendo fino a questo momento una prova davvero davvero convincente, che può lasciare soddisfatto Marco Gazzotti. Il sito della Lega Volley B offre alcuni risultati, ma non quelli delle friulane. Vediamo se riusciremo a dare almeno il parziale di Udine. 8-6 intanto sul campo di Martignacco, con Pulcina al servizio. Salto flot per lei, impegnativo per Povolo, ci prova Lucchetti, anche su alzata in bagger di Giroldi. Facco a tutta forza contro il muro di Brutti, mani out. Di Valentina Facco, oggi meno presente rispetto alle altre gare che abbiamo visto qui in casa, ma credo sia anche un buon segno per la distribuzione di Vallicelli, che quest'oggi d'altronde ha sfruttato molto la presenza di Giroldi in prima linea, servendo parecchio le sue ali. Marcolina, la palla tocca la rete, non c'è tocco ed è out. 10-6. E time out chiamato da Bertolini. Montecchio che sembra leggermente scarico in questo momento del match. Per rientrare avrebbe bisogno di qualcosa di straordinario, tipo una serie positiva in battuta. Martignacco non è naturalmente disposta a concederglielo, anzi sta sbagliando davvero poco la squadra di casa. E quest'oggi sembra finalmente far vedere tutto il suo potenziale.
ma la partita è ancora lunga, anche se Martignacco è avanti 2-0 nei set. Vallicelli incita la sua compagna Debbie Diane, una delle poche presenti anche l'anno scorso, sono ora in campo. Lucchetti direttamente a rete, Lucchetti scarica e ora vediamo il cambio disposto da Bertolini con Canton che entra in campo al suo posto, e in questo modo credo che Bertolini non possa nemmeno cercare un doppio cambio, quindi andrà con Giroldi fino alla fine. Pericatti, palla spostata per Giroldi, Marcolina, Vallicelli altissima per Facco, tocco del muro e difesa di Povolo, e poi la neoentrata Canton mette giù. 11-7. Buon ingresso della schiacciatrice ex Bassano, classe 98, Clara Canton. Gabbiadini in lungolinea e invasione della numero 6 Levorina. Credo che veramente le siano state fischiate parecchie invasioni. (12-7). È il momento per Martignacco di affondare il colpo, togliere qualunque velleità al Montecchio di rientrare nella partita, ma è più facile a dirsi che a farsi. Servizio un po' troppo facile di Gogna, ma Gabbiadini con l'alzata in bagger di Pastorello mette giù. Menzione speciale alla difesa di Vallicelli su questo gran colpo di Canton. 13-7. Gogna proprio su Canton, palla molto staccata, Giroldi serve Marcolina, ma la palla è troppo bassa per un suo attacco. Vallicelli dall'altra parte sceglie Facco e ancora invasione vischiata. Alle ragazze di Bertolini, che ora chiama un altro time out, è già il secondo se non sbaglio di questo set, non ce ne saranno altri per lui, ma sente che la partita gli sta sfuggendo di mano. 7 punti da recuperare del Martignacco che stiamo vedendo oggi sono davvero tanti, ma abbiamo visto cose che voi umani, si diceva in un vecchio film, e quindi state lì fino alla fine del match per vedere come andrà a finire questa partita. Ancora Gogna, e non credo che cercherà di forzare, perché il muro della squadra del presidente Ceccarelli ora è molto forte ed è meglio lasciare attaccare le avversarie, come non detto. (14-8). E al servizio Giroldi, che praticamente colpisce Diane, che stava indietreggiando per seguire la palla. Svariati ace di Giroldi, che varia molto i colpi, fa palle corte, palle lunghe. Insiste ancora sulla zona di conflitto da Diane Pulcina. Gabbiadini può attaccare, ma la palla non supera la rete. 14-10. L'ho appena detto, non bisogna abbassare la guardia. E infatti Gazzotti chiama subito il time out. Giroldi è davvero una grande condottiera, devo dire, in tutti i momenti di difficoltà ha dato veramente il massimo.
in campo per le sue compagne. Un parziale dal derby di Padova, Leali Padova contro Aduna Volley Padova, 1-2, il derby che non ti aspetti. In vantaggio la squadra che si trova ora all'11° posto rispetto a quello che si trova al terzo posto, ma classifica davvero davvero stretta in questo girone B di Serie B1 che davvero ci sta facendo ammattire nei pronostici. Marcolina, tocco del muro, palla che rimane nel campo di Martignaco e Montecchio rientra totalmente in partita, 14-11. Sempre con il servizio di Giroldi. Intesa tra Vallicelli e Pastorello. Vediamo se sarà suo il prossimo attacco. Non è così perché Giroldi manda direttamente out. Dian segue fino all'ultimo, ma non da troppo vicino questa volta. 15-11, più 4 Martignaco. Valentina Facco, l'opposto dagli occhi di ghiaccio. Forza, sempre su Povolo. Brava Giroldi a trovare comunque il palleggio, ma Marcolina si trova davanti il muro granitico di Valentina Pastorello. 16-11 è il secondo time out tecnico di questo terzo set, con Martignaco avanti di 5 punti. Martignaco che deve semplicemente tenere la concentrazione e non commette errori non provocati. Montecchio che sta attaccata alla partita con le unghie e con i denti, ma in questo momento sta dimostrando un po' lo sforzo fisico fatto finora e anche lo sforzo mentale, perché per riuscire a stare alla pari con il Martignaco di oggi le ragazze di Bertolini si sono dovute davvero inventare di tutto, oltre a una difesa che come al solito è impeccabile. Facco di nuovo in campo. Tutto pronto per il suo servizio. Ancora forza sulla neoentrata Canton. Pastorello servita da Vallicelli per la fast. Poi Levorin cerca di salvare questa palla. Rimbalzata sulla rete. Ma non è sufficiente il suo sforzo. 17-11. Ancora Facco verso Pericati, davvero evitata come la peste. L'opposto, scusate, il libero vicentino. Penso che le siano arrivati pochissimi palloni, sia in difesa che in ricezione. E questo è davvero un ottimo libero. 18-11, ancora Facco. Ace di Valentina Facco, di nuovo esulta Marco Gazzotti a mani alte. (19-11), 8 punti di vantaggio alla capolista, che non aveva perso solamente un set fino a questo punto del campionato. Canton diagonale, palla dentro. Distinto Gazzotti l'aveva battezzata out, ma poi si è ricreduto. 19-12 e cambio per Martignaco. Al posto di Pulcina entra Colonnello.
Grande prestazione oggi per Jessica Pulcina. Vediamo qualche problema per lei. Viene accompagnata, forse un calo di pressione. Viene accompagnata fuori da Katia Cocco. Probabilmente un mancamento o qualcosa del genere per Jessica. Sostituita da Colonnello. Gabbiadini contro muro a 1. Ci arriva Pericati. Marcolina senza forzare. Facco svassoia la difesa. 19-13. Anche Pulcina paga l'intensità di questa partita. E tra l'altro un clima particolarmente caldo e soffocante all'interno del palazzetto, oggi gremito. Pastorello si impenna la sua palla sul muro di Povolo. Povolo in diagonale, difesa di Dian, si lotta a muro. Arriva Giroldi, ma la sua palla recuperata con un grande cambio di ridirezione. Finisce a terra. 20-13. E questa palla il Montecchio dei primi 2 set non l'avrebbe lasciata cadere. Tanto Jessica Pulcina viene anche fatta spostare dal secondo arbitro. Deve rimanere nell'area dedicata. Non vediamo intervento di medici, semplicemente è un mancamento dovuto probabilmente all'intensità della partita, al caldo. E intanto c'è l'ace di Angela Gabbiadini. 21-13. Più 8 di nuovo Martignaco. Ancora Lala l'anno scorso a Caserta in A2. Ad andare al servizio. Pasticcia ora Montecchio. Sembra aver tirato i remi in barca. 22-13. Ed è davvero un peccato dopo le prestazioni del primo e del secondo set. Ma Martignaco fino ad ora è stato implacabile. Marcolina in diagonale. Interrompe la serie positiva al servizio di Gabbiadini. 22-14. Si asciuga il campo. Vero, fa caldissimo qui al palazzetto. Intanto possiamo darvi un altro parziale dai campi, perché l'Ata Trento ha vinto contro Cerea per 0-3 e mentre Pastorello trova il 23esimo punto, Leali Padova ha perso contro la Duna Padova in casa per 1-3 e quindi classifica che alla fine di questo turno, comunque vada, si rimescolerà. Pastorello al servizio, lei che ha realizzato l'ultimo punto su Canton. Giroldi, serve Marcolina che è l'ultima ad arrendersi questa sera. 23-15. Proprio l'opposto. Andare al servizio. Palla spiovente su Gabbiadini, in bagger Vallicelli per la seconda linea di Facco. Palla che rimane tra Brutti e la rete. 24-15 e 9 match ball per l'Itas Cittafiera Martignaco, che alla vigilia di questa partita non partiva certo da favorita. Vallicelli
mentre il pubblico si scalda per i festeggiamenti finali. Marcolina anche su questo pallone, ma è free ball per Martignacco, ovviamente primo tempo del capitano, e Martignacco vince il set per 25-15 e il match contro la prima della classe, Sorelle Ramonda Montecchio, per 3-0. La prima vittoria per 3-0 delle ragazze di Marco Gazzotti. Una vera felicità per il presidente Bernardino Ceccarelli, che per la prima volta vede davvero giocare le sue ragazze come sanno fare. Speriamo, non diciamo niente, speriamo che sia solo la prima di una serie di grandi partite e di grandi vittorie per la squadra dell'Itas Cittafiera Martignacco. Ricordo il risultato prima di chiudere dal Palazzetto Azzurri d'Italia. Itas Cittafiera Martignacco batte Sorelle Ramonda Montecchio per 3-0.